Torna a parlare, o meglio a scrivere, il presidente della Roma James Pallotta, che ha voluto inviare un messaggio ai tifosi e alla squadra in vista del match di questa sera alle 21:45 contro la Sampdoria. Il patron giallo-rosso ha utilizzato Twitter. È fantastico riprendere a giocare allo Stadio Olimpico. Buona fortuna a Paulo Fonseca e a tutta la squadra per la gara di stasera. La Roma spera di poter agganciare la zona Champions. La Juventus si prepara per lo scontro con il Lecce in programma venerdì 26 giugno all'Allianz Stadium. Alla Continassa il tecnico Maurizio Sarri ha guidato la squadra in una sessione mattutina e, visto il problema della fascia sinistra con Alexandro ed Esciglio infortunati e Danilo squalificato, ha sperimentato una nuova strategia: adattare Blaise Matuidi a terzino sinistro, ruolo che ha già ricoperto in passato. Intanto lo staff medico bianconero si sta occupando di Chiellini e Higuain, ancora costretti ai box, ma in via di guarigione e speranzosi di poter tornare in campo contro i giallorossi pugliesi. Chi invece dovrà ancora aspettare è Emery Demiral. In occasione della trasferta per il match contro l'Atalanta, la Lazio ha voluto rendere omaggio alle vittime del coronavirus di Bergamo, una delle zone più colpite dall'emergenza sanitaria, la cui sofferenza ha scosso tutta la nazione. I biancocelesti, rappresentati dal centrocampista Marco Parolo e dal club manager Angelo Peruzzi, hanno depositato un mazzo di fiori nella chiesa del cimitero bergamasco, emblema della tragedia. Un piccolo gesto per dimostrare il proprio sostegno ad una città che, dopo mesi durissimi di paura e dolore, sta cercando di tornare alla normalità. L'iniziativa, diffusa sui social dalla società capitolina, ha accolto il sostegno di molti tifosi. Valtteri Bottas è pronto per questa anomala stagione di Formula 1, ormai alle porte. Era importante per me continuare a guidare. Mi considero fortunato a vivere in un luogo dove mi era permesso farlo. Ogni settimana dal weekend di Melbourne mi sono tenuto in allenamento guidando kart e macchine da rally. Ecco perché martedì nei test ho avuto buone sensazioni, dice in una diretta su Instagram il pilota Mercedes. Stavolta i presupposti per giocarsi il titolo ci sono tutti e a venirli incontro, come detto, è stato il governo del suo paese che ha permesso la guida anche durante il lockdown per l'emergenza coronavirus. Non ho mai dedicato un periodo così lungo agli allenamenti in tutta la mia carriera. 3 settimane fa ho fatto le test che solitamente faccio 1 o 2 volte l'anno. È il miglior risultato che abbia mai avuto. Sono in grande forma.